Un video per raccontare un omaggio alla Madonna delle Grazie di Terme Vigliadore. Si avvicina il 15 settembre, una festa importante per questa località tirrenica e come ogni anno un artista del luogo, un giovane artista, Umberto Cipriano, omaggia questa festa, questa ricorrenza con un'opera artistica. Umberto, quest'anno cosa rappresenta? Salve a tutti, siamo arrivati al 13° anno. Quest'anno ho voluto raffigurare qui in primo piano Maria delle Grazie, in questa postura particolare, così la troviamo comunque al Tinteri nell'affresco che vi è nella navata centrale. Quindi l'idea nasce da lì, mesi fa ero lì e a un certo punto ecco, rivolgo lo sguardo verso l'alto e così mi affascina, no, questa postura di Maria che con le mani aperte, con le braccia aperte, dalle mani fuoriescono delle rose e dei raggi luminosi che rappresentano le grazie, no, che Maria dona ai propri figli. Quindi il popolo implorante che si trova a destra e a sinistra di Maria, qui in basso hanno delle torce accese, e il popolo che chiede grazie a Maria, no, e lei le dona. Queste torce accese hanno delle fiammelle, la fiamma raffigura la fiammella di fede che arde all'interno del cuore, no, dei fedeli. Questa fiamma di fede viene donata e alimentata dallo Spirito Santo, che io ho voluto raffigurare in alto sopra Maria, sotto le sembianze della colomba bianca, dal quale poi fuoriescono dei raggi luminosi e delle fiamme, che sono 7, cioè i 7 doni dello Spirito Santo. Tornando a Maria, il particolare che mi è piaciuto molto è di Gesù bambino, che non è tenuto dalla madre, ma è lasciato libero, donato, no, ai figli, ecco, donato a noi. E Gesù guarda un po' verso il basso, cioè come se guardasse il mondo e dicesse c'è lei, ecco là c'è Maria, rivolgetevi a lei che tutto può, quindi chiedete, ecco e vi sarà dato. Umberto, al di là del significato importantissimo che hai spiegato, vediamo un po' di raccontare la tecnica. L'abbiamo visto anche negli anni passati, siamo al 13° anno. Che materiali vengono utilizzati per realizzare quest'opera? Allora, la tecnica in questi 13 anni si è evoluta, è cambiata, è in continua evoluzione, nel senso che man mano che passano gli anni aggiungo vari materiali e ne abbandono altri. Quindi i materiali comunque più o meno la maggior parte delle figure sono creati in cartapesta. Poi c'è la sovrapposizione di sabbia, vegetali, tessuti, c'è reti da pesca, canapa, poi tante luci, ecco che attraverso le luci e LED si riesce in qualche modo a dare maggiore risalto, no, alle figure, all'opera. Ecco, in questi giorni già si sono viste alcune foto sui social e molte, anche negli anni passati, quando abbiamo pubblicato altre opere su Bella Sicilia, su Onda TV, sono venute fuori delle domande. Ma tu tutto questo lo costruisci qui in loco? No, c'è un lavoro di preparazione prima che dura mesi e poi sul posto ecco, viene montato il tutto e fatti i dettagli, le rifiniture. Quindi sostanzialmente sono dei pannelli che tu costruisci a casa e la notte della vigilia, un po' quando decidi insomma di sistemarla, la vieni a In posizionare. un paio di notti ecco, monto il tutto. Ricordiamo che siamo a Terme Vigliadore, esattamente per chi volesse vedere quest'opera dal vivo, è possibile vederla fino al giorno 15, fino alla sera di giorno 15, che è la sera della processione della Madonna delle Grazie di Terme Vigliadore, e l'opera si trova all'incrocio della strada della Via del Mare che porta al municipio di Terme Vigliadore, quindi via Benedettina Inferiore. Caro Umberto, io non so cosa ci riserverà il futuro quando vedremo un'altra opera qui, sempre su questa scalinata. Non ne ho idea, non lo so nemmeno io. Benissimo, allora amici di Bella Sicilia, qualcosa di particolare, noi in giro per la Sicilia facciamo vedere tanti segni di devozione che i fedeli fanno per omaggiare i vari santi dei vari paesi, e qui a Terminigliatore la città si prepara con dei festoni, ma in questo caso Umberto ogni anno stupisce proprio tutti i cittadini, non soltanto di Terminigliatore ma anche del comprensorio, con un'opera che è veramente unica nel suo genere. Quindi appuntamento per chi ne avesse voglia, per chi vuole ammirare in presenza qui in Via del Mare a Terme Vigliadore.